in collaborazione con Maestro, salutiamo i nostri ascoltatori. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Siamo qui per farvi due ricettine piccole, semplici, ma buonissime. Cari amiche e amici, buongiorno. Buongiorno, è un piacere potervi trasmettere queste emozioni di cucina. E come è meglio fare? Come è meglio iniziare la giornata. E come è meglio trasmettere le ore anche in dialetto? Che è così bello parlare in dialetto. Cosa è che prepareremo oggi, maestro? Ah, Due piatti semplici. sì. Le sardelle in saor, che è la specialità anche a me piace le sardelle in Però saor. vedi toccare queste emozioni, queste eccellenze della cucina veneta che trasmette in tutto il mondo. Non dite cazzate. E il pare è un piatto stupido, ma non è un piatto stupido, è eccezionale. No, altro che. E dopo dovremo fare le sardelle fritte. Fritte. Anche Le questa erano le cornia. Che buone che Perché le... bisogna saperle fare. Sì. Perché Poi- tante volte ti presenta le sardelle fritte e le pacioccate, Sì. come si dice? Dallo di Le fritte. moe, Invece, croccanti. Ragazze, le sardelle appena fritte, così calde, te mangia anche se te disturba le papille gustative perché è troppo calde. E specialmente se le è accompagnate da un buon prosecchino. Ah sì, le bollicine non devono mancare. Le bollicine non devono mancare. E quelle avevamo quelle delle manzane e dopo avevamo i bibanesi che non serve il pan perché c'è il pan quotidiano Esatto. della cucina di grande valore. Allora andiamo a iniziare. Qual è la procedura? Dobbiamo pulire le cipolle, tagliarle a fettine, friggerle, metterle da parte, no? E con quelle poi si farà Bene. le sardelle che faremo anche vedere come che se le netta, Ecco, ora vuoi come vedere- che se le prepara. Vuoi vedere se ti ha ancora questa maestria, che una volta te eri su nei paesi che non veneti, Piemonte. in Piemonte, no? Piemonte. In No, merita in che Piemonte. in Piemonte in merita che ti gestia una cucina seria. Certo, però adesso andiamo avanti e incominciamo a tagliare e preparare le Dimostra cipolle. il taglio come lo fai. Bene, allora maestro, adesso vi facciamo vedere come si taglia le cipolle. Sì. C'ho sto corteo? No. Questo corteo? No. Meglio questo. Adesso, Se ti è confidenziale. adesso ti faccio vedere, guarda, basta fare un primo passaggio che è questo. Ma io prima di fare quel passaggio lì, scusa, Mi dica. farei con cortei piccole la pulizia della cipolla. Ma anche sì, potremmo anche, ma no, perché io faccio, vede maestro, io la voglio pulita, perché cipolle ce n'è e voglio la parte migliore della Fin cipolla. peccato non far brodo, metterla via a far brodo. Che Questa la mettiamo via per far brodo, questa la mettiamo via, questa invece la mettiamo da parte, no? Ok, Così. adesso ti faccio vedere, maestro, te vuol tagliarla, mi la taglio così, dopo la prossima vedremo come se la taglia. Basta. Basta. Adesso invece si può tagliarla anche in un'altra maniera. Ma Quale sarebbe l'altra maniera? l'altra maniera te lo faccio vedere. Oh, Aspetta, questa la mettiamo qua. Ok. L'altra maniera ti faccio vedere Se perché ti ricorda. noi oggi parliamo anche italiano perché così ne ascolta anche in America vero. conosce l'italiano perché ce n'è tanti. Faremo un'eccezione che magari per tanti non è un'eccezione ma per noi altri veneti sì. Noi altri tagliamo le cipolle bianche ma che mettiamo anche una cipolla
di quei sacrosante. Anzi, E allora ti disegni, posso anche ascoltarti con questo? no, lascio la tua fantasia. Allora lasciami fare alla mia fantasia. Femo lo stesso di prima e femo lo stesso di prima. Femo sto lavoro qua. Che avemo, vedi? Guarda che robetta. Ecco. E lo mettiamo qua, No, aspetta che no. non la buccia No, la buccia, rossa, no, la rossa buccia, la no. buttar via, No, la perché buccia. ti fa il brodo rosso. Puliamo, ok, ecco. E adesso questa invece la tagliamo in un'altra maniera. E qui bisogna andare più piano per avere la possibilità di avere i rotolini, potrei tagliarla anche molto più veloce, però No, vai tranquillo. bisogna avere un po' di buon senso perché ci sono anche le dita. Ecco, e anche questa è pronta, dico, Bene. penso sia sufficiente perché altrimenti, ecco, e le mettiamo qua, ok? Sì. Adesso andiamo avanti e poi le friggiamo, ok? Ok. Abbiamo finito di tagliare la cipolla e andiamo a friggerla. Vedo che non hai perso la maestria con il coltello. Guarda che roba, guarda Bene, che roba. bene. Intanto andiamo ad assaggiare. Va bene, allora possiamo metterla giù. Guarda che robetta. Le sardelle in saor le viene fuori con amor. Adesso, maestro, noi togliamo quell'imbiondimento Della cipolla. della cipolla, è fantastico. Vedi il colore che le ha dato va benissimo. la cipolla rossa di Questa va Tropea? benissimo Ecco. per fare il saor. Ecco, e adesso pian Ecco. pianino, che ci va un attimo di pazienza, noi la togliamo, la mettiamo intanto qui, poi vedrai che ci sarà un'altra procedura che serve proprio per mettere gli strati di cipolla con gli strati di sardè per fare il saor, Ok. che andremo a friggere fra poco. Vedrai che il nostro saor che fai è bellissimo perché è un saor chiaro, bello. Che c'è? Ma vedi, mieti, allora, mi non so nessun, ma ti sei il maestro. E l'unica cosa l'unica cosa, la cosa più grande è che tu hai scritto 12 libri, maestro. Io non ne ho scritto neanche uno, neanche alle mie memorie, perché sono ancora qua. Posso? Bene, Bene, ora. adesso abbiamo fatto quest'altro Bene, passo. adesso l'altro Adesso passo. andremo a far vedere come si puliscono, Sì, oppure come che si neta. sì. Ti dico, le netemo o le puliamo? Beh, indietro e ne ten. Le netemo. Andremo a vedere come si puliscono le Sì. E sardelle. queste noi Questo intanto va bene. Passiamo là. Ok. Buon. Allora, maestro, io vorrei fartelo fare a te sto lavoro qua, ma è un lavoro delicato, un lavoro anche fastidioso, però bisogna farlo se vogliamo fare le sardelle in saor. certo. Ecco, e allora, è molto semplice, donne, guardate, fate così, no? E questo è a posto. Bravo. Questo Bravo. lavoro è molto Questo è semplice. importante, farle. È molto semplice. E poi così in giù che tiene togli- via tutto e poi le andiamo a lavare naturalmente. Questo. E si fa anche in fretta, non è, Pianino col dito che rimangono più. non è un problema. Questo è importante, questa Ecco, questa vedete? operazione. Sì, e facciamo anche in fretta, non è un problema. Poi lavate e poi quando andremo a mangiarle. Queste saranno felici le nostre ascoltatrici Certamente. quando vedranno questa procedura. No, perché quindi- la facciamo anche noi non le troviamo mica pronte, ma le troviamo mangiate certe volte. Sì, ma dopo sono fortunate perché vanno dal suo pescivendolo E di gliele fiducia prepara. e gliele prepara. Invece, guardate, è semplice. Ecco fatto. E adesso andremo a lavarla. Maestro, adesso vorrei che tu mi indicassi qual è la strada da percorrere. Allora,
Cioè vorrei dire che te mi dicesse cosa che ho da fare, insomma. Ma insomma, hai questa, come dire, lo sai, è un'aggiunta di quello che ti dico. Allora, ti fai vedere una roba. Procedimento. Ah, tu visto che sei due metodi là. Sì, sì, Uno è questo, bravo, ma questo noi altri non lo usiamo No. perché usiamo quello intero. bravo. Era solo per ma- farti ma vedere lei da dire che uno è questo e uno è lei a questo dire ai nostri telespettatori. per fare le sardelle in saor. saor. Per fare le sardelle Questo in saor. che vuoi. Questo. Allora come facciamo? Ma noi mettiamo dentro anche quello. Prendiamo le sardelle, le passiamo nella farina, giusto? Le scoliamo Molto e bene. le mettiamo a friggere avanti con Passa, cerca di velocità. mettere su meno farina possibile. Sì, meno farina possibile, anzi Sbattere. direi di fare così. Potremmo anche fare questo lavoro sì, qua. bravo. Ecco, e dentro. Vai. Te non ti preoccupare, se ti spruzzo un po' di sardelle No, e, no, e ti brucio, non importa. Là. Vedi? Vai. Donne, così bisogna fare. Ragazze, ricordatevelo, le sardelle in saor, il pesce vi fa diventare più intelligenti, vero? Sì, Il pesce che fa tutti i tipi di pesce. certo, specialmente Non ti hai sardelle. mica fatto ancora una battuta di quelle solite tue. Arrivo. Ah, arrivo. Quando sei che ti arrivi? Se non vengo ti scrivo. Vedi, È Triestino. vedi? Poi è semplice, sai? Basta prenderle, metterle qua. Questo lo mettiamo via, non serve più. Ok. Naturalmente voi a casa ne avete anche meno da fare. Noi qui abbiamo tanti bambini da sfamare, vero maestro? Sì. Cosa dici? La forchetta? Alzami il Sì. maestro. Bravo maestro. E adesso facciamo vedere. No, aspetta. No, ce n'è qualcuna, No. quelle che si sono tuffate prima. Là, vai tranquillo. Le togliamo a non avere fretta. Va bene, io l'ascolto. Da farle roteare. Bisogna che ti faccio fare qualcosa anche a te, altrimenti... Girale un po' con quella... Allora facciamo vedere adesso come si fa la procedura per il saor. Bravo. Ok? Ecco, si fa un primo strato di cipolle, no? Eccole qua, ben messo. Ecco. Poi si prendono con le mani anche e si sistemano le sardine. No. Una così, una qua. Come? Così? Ecco là. No. Vedi che il maestro mi sta... Ah, yes. Ero, come si può dire? Distratto. Ero distratto. Ecco. Anche vedi? qui la stessa maniera di là. Anche di qua, Sì, di scusa. qua. Ecco. Bene. Di qua e di qua. Così. Va bene. Ecco. Poi, Aspetta, no, sì. no. Non aver fretta. Allora, le hai messe per bene? Sì, Ecco, adesso. stringele dolcemente. No, basta così. No, stringele dolcemente. Là. No, ma devo mettere No, sopra le altre, no. maestro. Stringi dolcemente qua. Qua? Sì, bravo. Ecco. Metti le altre adesso. Ma le volevo mettere sopra l'altra? No, Maestro. no tesoro, dopo là.
Vedi maestro, adesso mettiamo un altro strato di cipolla ben sparsa, Distribuita, ben sì. distribuita, ok, perché lascio a te poi mettiamo le ultime, ok, una di qua e una di là, Bravo. una di qua e una di là. Vedi Beh, che la maestria, sai, la sai fare la maestria. a lo scuola. sapevo, ma non volevo farti perdere tempo, maestro, perché far perdere tempo al maestro poi No, diventa difficoltoso. Ecco, Bravo. e andiamo a coprire Oh, anche questo strato. bellissimo. Adesso olio, siamo alla fase finale e copriamo, le annaffiamo, Annaffiamole. le innaffiemo Sì. con l'aceto buono. Mi dica maestro. Beh, ecco, quando- io direi che sei troppo generoso, basta, così. Sì. basta. E adesso poi portiamo in tavola e andiamo a mangiare le sardelle in saor e le sardelle fritte. Sì, Ecco maestro, siamo arrivati alla fine della preparazione di un piatto, di due piatti con lo stesso elemento naturalmente di cottura, che sono le sardelle. Le abbiamo fatte in saor e le abbiamo fatte fritte. perfetto. Contami qualcosa su questo piatto veneto e che colore abbiamo dato a quell'insaor con quella cipolla di Tropea. Quella cipolla di Tropea, quella cipolla che abbiamo fritto in un modo molto elegante, che tu ovviamente sei stato anche bravo perché hai dimostrato ancora una volta la tua capacità nel tagliare e nell'esprimerti in cucina, che tutti non sanno che tu hai una virtù nascosta. Maestro, ma noi siamo qui a parlare del primo sponsor che sei tu di questa trasmissione, perché è grazie a te che noi facciamo Casa Zanotto e che portiamo nel mondo veneto, nel mondo, il mondo veneto nel mondo, le peculiarità, le ricette, la cultura della cucina veneta, ma è grazie a te naturalmente. Esatto. Sei il primo sponsor. Poi abbiamo come sostenitori i bibanesi, che è il pane da tavolo. No? A tavola si mette il pane, i bibanesi. Certo. E poi abbiamo le manzane per il vino, tutte le qualità di vino, tutto il vino che possiamo abbinare ai diversi piatti. Però adesso dobbiamo andare a degustare poi questo piatto che è fantastico. Salutiamo i nostri ascoltatori e gli diamo appuntamento per la prossima ricetta, che sarà glielo diciamo, Sì. il pitinteccia, Fatta a vecchia maniera fatta alla vecchia bella. e in due versioni. Anche là, va bene. Ciao a tutti e arrivederci. Ciao. Buon proseguimento di giornata. In collaborazione con